Buonasera e benvenuti a Sette Sera. Iniziamo questa nuova settimana con una puntata tutta dedicata all'alimentazione. Questa sera però non parleremo di particolari alimenti nutritivi o diete specifiche, ma cercheremo di fare un'analisi della nostra società per vedere se e come le nostre abitudini stanno cambiando. Poi guarderemo al mercato dell'alimentare, vedremo come l'offerta sia veramente vastissima, un'offerta che riesce a soddisfare tutti i gusti e tutte le tasche, ma ci chiederemo se un'offerta così ampia riesce però ad essere tuttora un'alleata o meno della nostra salute. E poi per finire ci dedicheremo alla diatriba della tavola, quella che vede contrapporsi slow e fast food, due tendenze gastronomiche. Stasera cercheremo di capire quale delle due potrà guadagnarsi il titolo della buona e sana alimentazione. Lo faremo insieme alla giornalista di Affari e Finanza, scrittrice e autrice del libro Make Italia, Renata Fontanelli. Buonasera e benvenuta. Renata. Buonasera, grazie. Buonasera e benvenuto anche al ricercatore di Assera Ricerche Cosimo Finzi. Buonasera. E benvenuto anche al direttore del Centro Studi e Ricerche sull'Obesità dell'Università di Milano, Michele Carruba. Buonasera. Buonasera a tutti. Allora, iniziamo subito a parlare di alimentazione, entriamo subito nel vivo perché se ne parla sempre, costantemente, anche qui a Sette Sera tante volte abbiamo parlato del cibo, ci fa bene, ci fa male, ma è diventata quasi una moda, una fissa, un'ossessione. È ancora un bisogno o qualcosa che fa solo tendenza? Diciamo che negli ultimi 5 anni questo è proprio sotto gli occhi di tutti, lo vediamo nel crescere costante di trasmissioni legate alla cucina, buona o cattiva che sia, di libri dati in omaggio dai giornali con le ricette. Insomma, l'argomento cibo è estremamente un argomento che tira, che piace, che fa vendere. Tant'è che si stanno avvicinando tutti, no? Milano ad esempio, la capitale della moda e del design, assistiamo durante le fatidiche settimane di moda e design a connubi sempre più stretti tra grandi chef, modi di cucinare, alimentazioni, per cui diciamo che c'è una sorta di matrimonio in corso tra le eccellenze cittadine con tutto quello che riguarda l'argomento cibo. Gli stessi stilisti non c'è ormai più nessuno che non abbia aperto un ristorante, per cui l'argomento cibo è diventato estremamente di moda. Il problema è vedere appunto dove si vuole arrivare, insomma, a volte, come giustamente hai detto tu prima, prende quasi l'aspetto di un'ossessione, cioè si parla di cibo, 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 sembra che non ci sia null'altro di interessante. Certo, pensare così tanto solo a questo fa sì che forse la percezione reale del fatto che il cibo sia un nostro bisogno, un'esigenza primaria, piuttosto che una moda, un qualcosa che ci rende partecipi di un gruppo che in quel momento va bene, bisogna però ricordarselo adesso, attualmente. Per esempio guardiamo ai più giovani, ai 18enni, ai 20enni, che si affacciano un po' al mondo dell'alimentazione da soli, perché escono di casa. Diciamo che c'è anche un altro fattore, un fattore che sottolineo all'inizio del mio libro, che è quello che ormai gli italiani mangiano sempre più fuori casa. Vuoi perché è più comodo, vuoi perché la famiglia non esiste più, vuoi perché la nonna che fa la torta ormai è un lontano ricordo di tempi che furono, però di fatto l'alimentazione, il mangiare fuori casa è diventato quasi la norma, così come la norma è, questo Cosimo lo sa molto bene, è il mangiare un po' di tutto, non c'è più una regola, non c'è, a parte alcuni gruppi molto convinti, come ad esempio vegani, vegetariani stretti, non c'è quello che mangia solo fast food, quello che mangia solo slow food. In linea di massima tutti quanti abbiamo una tale offerta che ci consente di scegliere quello che vogliamo mangiare, per cui se andiamo al ristorante possiamo mangiarci una cosa leggera con un'insalata piuttosto che la matriciana, per cui l'offerta c'è, non manca, e soprattutto non manca neanche più la consapevolezza di ciò che fa bene e ciò che fa male. Ecco. Allora, questi profili fissi che mancano ormai, come dicevi tu, sono anche un po' dovuti al fatto che si mangia anche un po' sempre, perché adesso si parla di brunch, di aperitivo. Allora, cosa dice il mercato, cosa dicono i numeri? Beh, sta cambiando molto l'alimentazione in Italia. Quello che sicuramente possiamo dire è che è qualcosa che ci lega tutti insieme, nel senso che l'alimentazione in Italia è sempre stata importantissima. Noi siamo uno dei paesi in cui più c'è l'idea del cibo come qualcosa che ci lega alla propria famiglia, al proprio luogo, alle proprie tradizioni. Certo, tutto ciò sta cambiando. Renata ha già accennato un aspetto che secondo me è molto interessante, la varietà. Chi di noi non ha in fondo alternanza nella propria vita fra modalità diverse di mangiare, tipi diversi di cibi? A volte si mangia lentamente, a volte velocemente, a volte un cibo assolutamente della tradizione, il cibo della nonna, della mamma, a volte invece cibi nuovi, cibi etnici, cibi che non sono parte della nostra tradizione culinaria.
Sta cambiando davvero molto e c'è la passione, tuttora la passione del mangiare in casa, veramente lega molto alla famiglia, però come ha detto Renata, il fuori casa è sempre più importante. Noi siamo un popolo mediterraneo, ci piace condividere, passare tempo insieme. Uno dei metodi migliori tuttora è quello del mangiare fuori casa, dell'incontrarsi, magari per un pasto veloce, per un pasto semplice. Ecco, sulla questione del come mangiamo sicuramente c'è molto da discutere, perché cresce, è vero, l'attenzione a quella che è l'alimentazione, poi i comportamenti non sempre sono molto coerenti e forse il professore ci potrà illuminare in questo, perché noi troviamo che le persone a volte sono molto attente, mangiano cibi light, mangiano cibi certificati, mangiano cibi locali e poi magari il giorno dopo fanno esattamente il contrario, vanno a mangiare un cibo estremamente calorico, fanno una colazione non equilibrata rispetto al resto della giornata. Se noi dovessimo dire in maniera sintetica, non esiste una regola in Italia, la regola è non avere una regola. Poi è vero, esistono piccoli gruppi di persone che invece sono o molto ligi al dovere. Noi ad esempio sappiamo che circa il 9% delle persone in Italia ha davvero la fissa della linea, del mangiare poco, dello stare molto attenti. E c'è un'altra percentuale, intorno al 10% circa, che invece è particolarmente attenta all'aspetto del biologico, quindi come è stato creato il cibo, da dove viene, qual è l'aspetto locale del cibo. Abbiamo anche un 12% di esageratori continuativi, quelli che proprio... Seriali, assolutamente, che non fanno del male agli altri, ma forse davvero esagerano nel fare del male a se stessi. Ma circa la metà della popolazione italiana invece continua a cambiare. Un giorno fa una cosa, un giorno dopo fa un'altra. A volte mangia velocemente, a volte molto lentamente e questa è la nostra caratteristica. In Italia, secondo me, siamo molto divisi, molto polarizzati su tanti aspetti. Non so, un esempio banale, la politica, o di qua o di là. Nel cibo invece siamo... un po' così, mischiamo un po' di tutto. E questo mix tra varie tendenze, tra piatti ipocalorici un giorno e ipercalorici che non guardano tanto alla qualità, cosa fa al nostro fisico? Cosa sta succedendo al ragazzo che cresce e si trova così con una dieta? Sì. Ecco, vede, il problema, tornando al discorso da come l'avevamo cominciato, che si parli molto di alimentazione, noi lo abbiamo in qualche modo favorito questo e come anche il Ministero della Salute abbiamo cominciato a fare delle campagne e questo per far crescere un minuto di cultura, cioè la cultura dell'alimentazione. Oggi la gente fa quello che diceva Finzi, cioè passa da un giorno all'altro perché non ha una cultura dell'alimentazione, quindi fanno quello che gli capita. Che si parli molto di alimentazione ci va bene, perché proprio parlandone si costruisce una cultura dell'alimentazione. Il guaio è che se ne parla spesso a sproposito, se ne parla in qualche modo, si sono infilati dentro falsi profeti delle diete, ognuno dice la sua, e non c'è un approccio di quello scientificamente basato su evidenze, per cui noi stiamo perdendo una nostra tradizione alimentare che ci viene da una cultura che si è tramandata per secoli e che oggi è quella che ci invidiano tutti, è la nostra dieta mediterranea. Purtroppo la stiamo perdendo proprio per questo gran parlare a sproposito di determinate cose. E quindi non c'è una cultura. Se non si crea una cultura dell'alimentazione, c'è sicuramente una grande sensibilità. E questo... però, insomma, scusi, Prego. posso interrompere un minuto? Io vedo anche tra i ragazzini, avendo ragazzini adolescenti a casa, rispetto a quella che era la mia cultura dell'alimentazione, adesso la loro è decisamente superiore. Cioè io non mi sognavo neanche di pensare alla verdura, insomma non se ne parlava proprio quando io ero giovane. Dobbiamo fare un passo più avanti però dal sapere all'agire. Forse la cultura magari c'è. Secondo me è significativo che la parola dieta in italiano ormai ha cambiato significato. Dieta dovrebbe essere come noi mangiamo, invece è sempre Dieta soltanto il mangiare poco, il dover perdere peso, eccetera. Infatti quello è sbagliato. Diaita nell'accezione del termine greco significa stile di vita. Appunto. Quindi è quello a cui noi stiamo cercando di far cultura. Noi parlo di un pezzo di scienza dell'alimentazione, perché è una scienza. E quindi questo purtroppo siamo riusciti a creare una sensibilità. Quindi molto se ne parla, ma non siamo riusciti a creare una educazione. Cioè una cosa è sapere, informare, un'altra cosa, ed è un prerequisito,
Poi per il fare ci vogliono strumenti molto più incisivi. Certo, assolutamente, diciamo che il terreno su cui lavorare c'è, la strada è aperta, però bisogna veramente avviare un percorso di educazione, soprattutto sui più piccoli, perché oggi i casi di obesità infantile sono tantissimi, ne parleremo bene tra poco. Le cause quali sono? Tante volte si dice i bambini che mangiano spesso fuori casa, mangiano il junk food, fast food che non va bene, tante volte però sono bambini che anche in casa consumano alimenti che qualitativamente non vanno assolutamente bene, qui bisogna agire sui genitori ma anche sui piccoli, far capire cosa va e cosa non una va. lancia a favore del fast food. Vediamo, allora ne parliamo proprio subito dopo la pubblicità, state qui.